Oltre le dimensioni che l'uomo conosce, ne esiste un'altra, una quinta dimensione, senza limite come lo spazio e senza tempo come l'infinito. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra l'idea e la sua attuazione, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione. È una regione che potrebbe essere immaginata ai confini della realtà. Questo qui è l'ultimo anno che vedremo un albero di Natale in Piazza della Repubblica. Perché? No, nel senso che no, ho capito cosa si riferisce. Il listone verrà attrezzato in modo tale che eventualmente si possa lasciare un'area nella quale poter rimuovere una piastra da poter provvedere. Ma se non è che detto, stiamo anche immaginando, pensiamo, casomai magari anche un albero un po' più piccolo, diverso, magari questo qua, chissà. Perché se lo deve portare il mezzo che l'ha portato l'anno scorso, quindi molto pesante. C'è già, c'è già l'albero. Sì, ma dico l'anno scorso, io non so quest'anno come vi siete organizzati, è entrato un mezzo piuttosto consistente. Allora voglio dire, se il listone è rifatto, riesce a resistere alla pavimentazione al peso di un camion oppure no? Se entrerà, vuol dire che il pavimento non resiste. Però ti ripeto, fare in modo che si possa mettere anche l'albero di Natale anche il prossimo anno. E stiamo ragionando anche sull'ipotesi di un albero diverso, che non sia un albero tagliato ogni anno, ma anche un albero permanente, un albero, nel senso, come quello di Concordia? Artistico. Come quello di Concordia, ecologico. Non quello di Concordia, ma un po' diverso, però anche l'idea di poter non dover ogni anno un albero, insomma, non è una cattiva idea. Qui stiamo ragionando, tanto quest'anno siamo ancora non so, andiamoci questo, è un albero maturo questo qua, quindi